Partiamo perché qua è un macello. È la prima volta che faccio questa cosa e dovevo capire una serie di differenze perché quando faccio i live ho tutto un altro sistema, ma comunque ho scoperto che si può fare così, amici bellini, posso lanciare i famosi commenti e evitiamo che questa cosa ci sia il doppio audio perché devo controllare chi ci sta, chi non ci sta. Messaggi principali, chat dal vivo, ci siamo, ci siamo. Enrico Terlizzi ha già messo il like sulla fiducia, lo facciamo vedere, benissimo. E poi ho imparato anche altre cose, per esempio ho imparato che si può fare questa cosa qua che scorre, e come siete bellini, siete iscritti al canale, avete cliccato sulla campanella, avete messo un like a volo, Enrico già l'ha messo, quindi così. E tra un po' avremo un grande ospite che è Antonio Cicco. Lui mi dice che c'è, però io non lo vedo, però a un certo punto lo troverò. Ah, siete un sacco, ok. Ok, qua vado in difficoltà, eh? Lui dice che c'è e io non lo vedo, quindi... Ah, mi servirebbe qualcuno esperto della situazione. Antonio, se tu mi senti, tu hai cliccato sulla cosa e quindi io dovrei avere una notifica di che tu ci sei. Però mica lo vedo io. L'invito è questo, sì, il link era quello giusto. Nel frattempo fatemi salutare tutti quelli che ci sono. Buonasera Domenico, Bepi, Fabio, Antonio, Good, Francesco, Giovanna, Gennaro, Davide, Antonio, Giuseppe. Buonasera a tutti ragazzi. Elpidio, ovviamente. Sto aspettando il Bolcicco che mi dice che c'è, ma io non lo vedo. Quindi, ragazzi, bear with me, si dice in inglese. Cercate di capire il è un casino, ma la prossima volta la faccio meglio. Fuck this, like StreamYard is not good for me. Non ti vedo nel programma. E poi volevo anche fare un po' di spam, cioè prendere questo link che dovrebbe essere il link della live e metterlo per esempio nel CCPCP, vediamo se funziona, un po' di cose. Nel frattempo noi oggi faremo in modo che parleremo un pochino della situazione del Napoli in generale. Ho preparato un 4 argomenti che Antonio svilupperà insieme a me, poi daremo uno sguardo a Verona Inter perché è bene dare uno sguardo. Alcuni pensavano l'Atalanta è irraggiungibile, ma l'Inter magari sì. Troppo non funziona, quindi non va bene, però che ne sai? Che ne sai? Magari... Ok, Antonio riaggiorna, nel frattempo Fabio sta smadonnando, vediamo. No, è un pochino complicato, ma lo faccio meglio quando sono in... come si dice, indipendente, quando dipendi da un'altra company non va bene. Come ci si abbona? Good Life, non ho ancora attivato l'abbonamento al canale perché devo ancora, non sono sicuro, non vorrei farvi spendere soldi che poi non mi arrivano, che YouTube se li prende quasi tutti, e quindi perché sull'altro mio canale del gaming qualcuno si è abbonato, però mi arriva pochissimo, quindi se volete contribuire preferisco veramente il PayPal, che è una cosa diretta, l'abbonamento è un po' una mezza truffa. Poi ci penso, magari se riesco a darvi dei perks, cioè delle cose speciali che non do agli altri subscriber, magari ci penso per il futuro, però per ora Twitch, sì, Twitch ci avevo pensato. Un'altra cosa, era un po' più per i gamer, però questa è un'altra cosa. Danno il 15%, infatti sì, non sono convintissimo. Comunque grazie Good Life per questa cosa. Telecamera fissa, microfono in fase check, apparentemente solo ok. Devi cliccare, non lo so, c'è qualcosa che non ha fatto Antonio. Entra, non c'è un entra. Vabbè, comunque sappiate che
Ciao Raffaele. Twitch è antipatico, lo so. Sappiate che qua c'è la chat privata, c'è il brand, ci sono i banner. Nel frattempo, se qualcuno è Instagram, questa pure è una cosa interessante. E abbiamo poi gli argomenti che spoilerò un attimo. Argomento dualismo Meretto Spina, che è un argomento che è sempre attuale. Argomento difesa, se va via Koulibaly, perché dobbiamo purtroppo ragionare su questa cosa qua, se siamo pronti o no. Centrocampo, cosa manca? Perché manca qualcosa, io ho le mie idee. L'attacco, solo due certezze. E questi sono un pochino gli argomenti che credo metteremo sul piatto stasera, mentre terremo uno sguardo su tutte le cose così. Cosa ne pensate voi? Avete visto sicuramente, probabilmente, la reazione mia alla partita con il Genoa e le pagelle con la nuova grafica. Sono molto soddisfatto di questa nuova grafica. Non lo so, ditemi voi, che adesso che siete live, qualcuno già ha risposto. Ciao Maurizio. Le live fare con l'applicazione Hangout. Ok, ci farò, me la studio e vediamo un pochino. Secondo me l'Inter non vince, credo che il Verona... Ah, ciao Valerio Del Genio, oddio. Credo che il Verona si faccia rispettare. Beh, Bepi, sono d'accordo, nel senso che il Verona ci ha fatto vedere un bel calcio. Juric Salemme mi soddisfa come allenatore. Il loro problema è in attacco, non hanno attaccanti. E l'Inter in difesa è tignosa. Però l'Inter ci ha abituato, la pazza Inter è capace che fanno i blackout come noi, e tutto, veramente tutto può essere. Poi in casa Inter ci sono delle lotte intestine. Se non arriva Osimhen, chi arriva? Se non arriva Osimhen, chi arriva? Questa è una di quelle domande che ha senso, perché di solito lo sapete che i nomi che si fanno, che insistono, alla fine non arrivano mai. Può essere pure che questa cosa diventa una bolla di sapone, come James Rodriguez, come quando parlammo di Icardi per lungo tempo. Quando si parla troppo di un giocatore e non si sblocca, alle volte, capito, arriva poi la cosa improvvisa che si finalizza subito, e non è quello che ne abbiamo parlato, abbiamo visto le cose, non arriva. Lozano può partire titolare contro il Milan? Beh, noi ce lo aspettiamo, molti di noi sul canale ce lo aspettiamo perché lo merita, però non so, io ho idea che Callecon abbia più possibilità. Vediamo un po', uno sguardo al fazzoletto, ma che ci fanno? Ma perché ci fanno lo so, amico mio, lo so, perché comunque siamo in una fase di vacanze, i giocatori in tutte le squadre, mica solo noi, hanno dei momenti di down perché non ce la fanno più. È un fatto anche psicologico, se anche non sono stanchi fisicamente, psicologicamente devono staccare la spina, non ce la fanno più, e mi rendo conto. Fammi vedere, ok. Benissimo, Antonio, let's check camera. Benissimo, ok, quindi questo l'hai fatto e poi devi premere su qualche cosa. Mike is working, ok, e devi cliccare su qualche, ok, gira il telefono, magari esce, perché può essere, sai, quando tieni il telefono così e non si vede tutto il menu e poi lo giri e magari compare. E non lo so, nel frattempo Antonio dovrebbe trovare una soluzione. Io non l'ho mai fatto da telefono, l'ho sempre fatto mm, da computer, quindi non saprei, veramente non saprei questa cosa qua. È capace pure che stacco la... Ah, eccolo là, eccolo là, eccolo là. E incredibilmente ci siamo, lo aggiungo allo streaming. Io non l'ho mai fatto da telefono, l'ho sempre... E vediamo un pochino, Aspetta. speriamo di non avere problematiche di ritorni. Fermate un attimo i commenti, ragazzi, perché altrimenti io non capace che non riuscirò a leggervi, quindi facciamo entrare Antonio in campo. Benissimo, mi senti? Ti sento, non ti vedo bene.
Ma non ha importanza, tu centrati sul telefono, perché stando a due così io poi Bella posso... che non... Così è meglio, vedi? Ci abbiamo le foglie no, dietro. sai cos'è che non riesco a vedere nemmeno me? Quindi questa è una cosa proprio grave. Sono, Ah, sono cieco e sordo. Ecco, aspetta. Mi penombra, cose assurde. Ci siamo, ci ci siamo. siamo tantissimo, ecco qua. Io poi pareo con questa cosa, durante lo streaming farò varie prove per capire quello che funziona meglio. È un esperimento, gli esperimenti vanno fatti. Nel frattempo voi lasciate un like a volo. Vedete come faccio? Faccio questa cosa qua e abbiamo Antox Chic che, facciamo un'introduzione, cantante, musicista, compositore, ingegnere, tra le altre cose, ma questa è forse l'ultima cosa, con cui ho avuto l'onore e il piacere di suonare a Napoli finché eravamo a Napoli, facevamo tributo Vasco, facevamo anche cose originali, ci siamo corteggiati per tanto tempo e poi ci siamo trovati. La passione per il Napoli ci ha accompagnato in tour e adesso abbiamo vissuto anni tremendi e adesso vediamo anni un pochino più tranquilli. Antonio, come la vedi? Si è frizzato. Nel frattempo vediamo i commenti. Buonasera. The Voice e il basso, esattamente, coccata cosa, belle cicco. Ah, c'è anche Lino Bailo. Benissimo, non so se si è frizzato, se è una cosa mia o se solo lui si è frizzato. Prove zompate, ci guardiamo sta live. Ah, benissimo. Si è buggato come l'Avezzi? Non so se è lui, credo sia solo lui. Voi continuate a sentirmi, vero? Perché vedo sulle mie cose. Per te l'Atalanta vince con la Juve? Bella domanda, Checco. Come si dice? Boom. Te la metto così perché è interessante. Secondo me l'Atalanta si piega anche a livello, non voglio fare illazioni e dire che si piegano apposta così, però mi dà quell'impressione che anche statisticamente le possono mai vincere tutte quante e si piega proprio contro la Juve e avranno un down. Gli serve il 6G, ok, sì, Antonio ha dei problemi di connessione, ma purtroppo le torri 5G le hanno bruciate per paura di contagi di Covid. Allan e Gulam da vendere subito. Allan indegno da gennaio 2019, è vero, e Gulam fantasma da 3 anni. Mica hai torto, Kevin, mica hai torto. E qui ci rifacciamo all'argomento centrocampo e difesa, dove effettivamente Mario Rui è solo e Allan è proprio il giocatore che dobbiamo sostituire. E qua volevo chiedere ad Antox lo vedo che sta ritornando, proviamo a riaggiungerlo. Dei problemi di connessione, ma non fa niente, riusciremo. Preferisce Osimhen o Jovic? Decisamente Jovic, perché lo conosciamo di più, perché ha giocato già in una squadra e in un campionato tosto, grosso. E ovviamente Osimhen è una scommessa, devi vedere se funziona. Se tu vedi gli highlights di Onas Mi senti? e dici questo qua è il miglior dribblatore che ci sta, abbiamo il nuovo Robben più piccolino, però vedi gli highlights di Onas e dici benissimo, gli highlights di Osimhen dici benissimo, ma poi li devi vedere nel campionato italiano. Meglio mettere Lozano titolare o a partita in corsa sapendo che le difese stanche può fare il panico. Ivelin Ivanov, credo che questo è il pensiero di Gattuso al momento. È esattamente il pensiero di Gattuso, perché ecco perché noi diciamo ma perché non lo fai giocare mai? Secondo me Lozano sta assumendo il ruolo di Douglas Costa alla Juve, nel senso che non coprono, entrambi non garantiscono fase difensiva e quindi all'inizio partita può essere un rischio, e quando entrano possono spaccarla perché in velocità tu lo puoi lanciare, hanno il dribbling nel DNA. Lozano a volte va a sbattere, diciamoci la verità, il paragone con Douglas Costa è sbagliato per caratteristiche del dribbling dei giocatori, però come ruolo in questo momento questo che sta avvenendo. Vale gol Verona, attenzione
Attenzione, stanno succedendo delle cose. Vediamo, fammi mutare il microfono perché non sto capendo niente. Questo è il bello della diretta. L'Udinese, vabbè, sappiamo che ha vinto 3-0. Il Verona al secondo minuto con Lazovic va già in vantaggio, roba incredibile. Ma questo difensore Gabriele Dell'Ire è una realtà o si parla e basta? Gabriele Magallanes mi pare, no, Magallanes, sì. Magellano, no, si parlava che volessero fare un'operazione complessa inserendo anche questo Gabriel, però non conoscendolo, quindi non è che abbiamo già Ramani come promessa da far crescere dietro Maximovic Manolas. Non saprei se, non lo so, certo te ne serve un altro, ma o ti tieni, a quel punto ti togli Luperto e tieni questi 4, sempre ipotizzando la cessione di Koulibaly, ovviamente. Un saluto Gaetano da Pavia, Blame GDL, Jacopo Di Giuseppe. Ragazzi, siete già parecchi, io vi voglio bene. Non vedo il numero completo perché su StreamYard fa ridere, sinceramente. È sfizioso, c'ha delle cose belline, però non ci sto capendo molto. L'importante è che voi mi sentite bene. Ma 31 spettatori attuali, lo vedo tramite YouTube. Sto cercando, voi non avete idea, col doppio schermo. Mentre Antonio ritornerà col portatile, dove probabilmente andiamo un pochino meglio. Leggiamo ancora un pochino. È da zone. Noi abbiamo Ramani, quindi o fuori Luperto. Allora fammi leggere. Allora noi abbiamo Ramani e quindi o fuori Luperto o Maximovic. Ma non credo Maximovic. Maximovic è arrivato il momento che sta facendo vedere il valore dei milioni spesi e quindi secondo me si punterà. Al momento, sempre se ipotizziamo la cessione di Koulibaly, Manolas Maximovic è la coppia titolare. Poi se ti levi Luperto e prendi Gabriel, bene, là cresci sicuramente. Lozano anteprima del piatto forte a Barcellona, segnerà così, mamma mia, Elpidio, amen. Senza K2 perderemo qualcosa lì dietro. Giancarlo, perdiamo tantissimo. K2, cercate di dimenticare un attimo la cattiva forma in cui è stato ultimamente, un pochino, ha avuto dei problemi fisici, è stato travolto anche lui dalla situazione Ancelotti, dalla confusionotti, però ragazzi, quante volte noi vediamo Koulibaly e diciamo mamma mia, che combinate, irride gli avversari, lo strapotere, poi non consideriamo l'impostazione del gioco che lui ha pulita con entrambi i piedi. Ragazzi, è importantissimo, noi perdiamo proprio assai. Koulibaly è uno di quei difensori di statura internazionale, l'unico probabilmente top player al momento, insieme a Mertens se fosse più giovane, ecco. Koulibaly ha dalla sua anche l'età perfetta, è il momento che debba esplodere, non ce lo possiamo anche permettere. Luperto va a Benevento e ci fa piacere, avevo sentito addirittura Hamsik al Benevento, ma questa è una situazione un po' strana. Non saprei. Potrebbe essere un meme. Se se ne va forse prendiamo Vertonghen. Pure se ne è parlato parecchio. Per me vende Allan, Milik, Malquit, praticamente dimenticato. Certo, Malquit può andare, solo che chi se lo prende è infortunato. Quindi è probabile, è plausibile, se Giuffrida, il procuratore di Usai, si impunta che non vuole tutti i suoi terzini nel Napoli, di Lorenzo, Usai, Mario Rui, e vuole puntare sulla vendita di Usai, Malquit potrebbe restare come vice di Lorenzo, e quindi, che poi non è male, però devi vedere come ritorna, perché noi siamo scottati dalla situazione Gulam. Il Benevento vuole anche Llorente, e se li prendessero tutti quanti, voglio dire, il Benevento sale, ha fatto una salita galoppante in Serie A, meritano dei giocatori, però tutti vecchi no, dovrebbero, certo, basta mischiare giocatori di esperienza con giocatori giovani e possono salvarsi. Che ne pensi di Lobotka? Secondo me al piedino migliore di Dembele, più offensivo decisamente. Se Lobotka non si fa prendere dalla frenesia
e tiene un pochino di più la posizione, è superiore anche a Demme. Non ha interdizione di Demme, però c'ha il lancio, c'ha il tiro. È così. Isai lo farà mai il primo gol con il Napoli? Non lo so. Ci prova pure ultimamente. Vabbè, mamma mia. Angela dice come faremo senza di lui, e sarà tosta abituarci, ma ci siamo abituati a non avere Maradona, ci abitueremo anche a non avere KK. D'altronde pensate alle cessioni eccellenti, no? Va via Lavezzi e diciamo Cavani, senza Lavezzi non segna. Cavani ancora capocannoniere. Poi va via Cavani, non troveremo mai più un bomber come Venne, Higuain, così. Poi va via Higuain, come facciamo? Così esplode Mertens dopo l'infortunio di Milik. Ragazzi, bisogna dire che ci sta andando bene. Noi ci possiamo lamentare perché quest'anno l'abbiamo ciccata, però, sai, Verona-Juve 1-0, no, Verona-Inter 1-0, però sì, resistono a quanto pare. Siamo al 9° minuto, vabbè, resistono, è appena cominciata. Organizzo una live pre-Barcellona, e perché no? Ma la facciamo meglio di questo StreamYard, perché usiamo Skype per le interviste o qualche altra cosa, o Hangout, poi lo sviluppo, è meglio di questo qua, perché sennò è un maciel. Fabian resterà? Credo di sì. Fabian si può fare un altro anno o 2 prima di puntare. Fabian è giovanissimo, quanti anni c'ha? 21, 22? È ancora presto per fare il salto nei top club. Può farsi 2 anni, anche 3 al Napoli. Cavani o Higuain? Aiuto. Cavani come faccio? Allora, Cavani era una bestia il famoso nervo, no? Convinto di arrivare sulla cima del mondo ed essere il bomber più cattivo della storia del calcio. E l'ho dimostrato. Higuain tecnicamente era più completo. Higuain in forma era un giocatore, il 9 coi piedi del 10, tecnicamente ancora più spettacolare. Però Cavani pure ha segnato sul calcio di punizione. Non ci dimentichiamo queste cose. Questa è una brutta domanda, mi hai messo in difficoltà. Antonio pare sia tornato? Sì. Benissimo. Non era ottimizzato per iPhone, cioè meglio per i mobile. Quindi... Sì, no, StreamYard non va bene, la prossima volta la facciamo come dico io. Però adesso ci siamo buttati nell'esperimento, va bene così. Antonuccio, come vedi la situazione facciamo una cosa, se n'è andato Ancelotti, non ne parliamo. Che pensi di Gattuso? Innanzitutto non bisogna ora guardare questa parte finale della stagione, nel senso che Gattuso quando è arrivato aveva necessità di far punti e quindi sì, il suo gioco credo, anzi sono sicuro che non sarà questo, non è questo. Il Milan che abbiamo visto di Gattuso non giocava come il Napoli di oggi, quindi abbiamo visto un Napoli che insomma cercava più di non prenderne all'inizio dell'avventura Gattuso, e infatti abbiamo fatto punti. Ora con la tranquillità, con la qualificazione in Europa League ormai ottenuta, stiamo vedendo un Napoli un po' diverso, credo che tutti quanti se ne stiano accorgendo, più propositivo, un gioco che non è sicuramente basato soltanto sulla fase difensiva, ma dalla fase difensiva parte poi tutta la manovra del Napoli, quindi vedremo un Napoli molto simile secondo me lo devo nominare, a Sarri, al Napoli di Sarri. E quindi il vero Napoli di Gattuso lo vedremo l'anno prossimo, insomma. Va data fiducia ovviamente, perché sarebbe come fermare la crescita di un neonato improvvisamente. Abbiamo dato ora questa possibilità a Gattuso di allenare il Napoli e vediamo che cosa porterà, e lo sapremo l'anno prossimo, non certo quest'anno. E quindi mi collego con questa cosa, è un po' anche il titolo di questa live. Secondo te con Gattuso con la giusta mentalità e con Cazzimma l'anno prossimo potremo puntare sullo scudetto? Andiamo piano. Bravo. Andiamo piano, molto piano. Secondo me il Napoli ha un organico molto 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 competitivo e lo stiamo dimostrando costantemente secondo me dal dopo Ancelotti, ma in realtà l'abbiamo dimostrato anche con Ancelotti, e questo insomma la dice lunga sul potenziale del Napoli.
Quindi ti direi aspettiamo le altre che cosa fanno, perché non mi aspetto una Lazio che si rinforzi, non mi aspetto sicuramente una Roma che si rinforzi, però mi aspetto un Inter ancora più cattiva, mi aspetto un Milan un po' più cattivo, insomma ce la possiamo giocare con 4-5, Juve, Milan, Inter, noi, e mettiamoci la solita sorpresa che ogni anno caratterizza il campionato. Certo, L'Atalanta. quale sarà l'anno prossimo? Sì, ma può essere, perché non si sa mai, ce n'è sempre una che deve essere la famosa favola, no? Perché altrimenti è noioso. Se vince sempre una e poi dopo si decide solo la seconda, almeno una favoletta deve uscire. Ok, allora gli amici stanno scrivendo è veramente complicato, ragazzi. Io non so come fanno quelli là che hanno milioni di iscritti. Che Secondo bello. me semplicemente non leggono, perché è impossibile. Infatti, Però, quando scrive le parolacce durante le varie dirette delle trasmissioni del Nord, nessuno mi legge, ovviamente. Immagino che sia perfetto. mi fanno ridere anche, per esempio, durante, che ne so, il governatore De Luca fa la diretta, situazione del coronavirus, e sotto scrivono: ma tu non mi hai mandato la cosa, ma quello non risponde, come fai? Ma le mascherine, Bravo, sono arrivate. a macchia di leopardo. Quindi argomento dualismo, Meretto Spina, perché secondo me questo ce lo portiamo fino alla fine, visto che io non ho capito chi è il titolare, o forse sì, però che ne pensi? Io parto da una premessa: non conosco, non ricordo una squadra di calcio che non abbia un ordine gerarchico in porta come portieri. Questa novità a me non fa molto piacere. Il fatto di far ruotare i portieri non è una cosa che... Siamo scappati. E stavolta sto con la super fibra, stavolta non puoi scappare. No, stai bene. Non mi puoi scappare. E quindi parto da questa premessa: a me non piace il dualismo in questo ruolo, perché è un ruolo molto molto delicato. Meret è un fenomeno tra i pali, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto la penultima partita, fa dei veri e propri miracoli, l'abbiamo visto durante i calci di rigore contro la Juve. Però Ospina mi dà la sensazione di essere il portiere preferito dalla difesa del Napoli. Lo vedo nelle uscite, che quando chiama la palla gli altri difensori lo rispettano, cioè Meret chiama la palla, ma vediamo che tutti quanti quasi se ne infischiano e infatti combinano un po' di pasticci. Sì. Su questo punto vorrei capire, anzi vorrei rivolgere la domanda a te, ma più che altro vorrei rivolgerla probabilmente all'allenatore dei portieri. Che cosa va insegnato ad un portiere giovane affinché la difesa si possa fidare in quei frangenti dei retropassaggi, delle uscite? Che cosa va? È il portiere stesso che deve, diciamo, conquistarsi la fiducia, o c'è qualcosa che insomma va insegnato? Questa è una domanda che faccio a te, insomma. Sì, può essere pure, questo può essere anche una di quelle cose che non puoi insegnare, cose che hai innate o non ce l'hai, la leadership. Quello è un po', pensa anche alla situazione non a livello lavorativo e di atleti, pensa nella vita di tutti i giorni, nei gruppi di persone, un gruppo di amici, un gruppo di colleghi, c'è sempre uno che conduce e un altro che preferisce seguire, che non prende responsabilità, e sono entrambi validi magari nel lavoro che fanno. Però può essere pure che è una cosa che non puoi insegnare, può migliorarla, ma se non ce l'hai innata ho paura che Meret questo è. E questa è una nota dolente, perché insomma è un ruolo importante soprattutto in questo tipo di gioco che fa Gattuso. Al di là del saper giocare con i piedi, ma è proprio una questione di personalità, perché devi avere anche la personalità di chiamarti la difesa sui calci di punizione, di dire: ragazzi, sto uscendo io, è mia, ti devi incazzare se qualcuno si prende la palla e tu l'hai urlata. Ecco, questa reazione Meret non l'ha mai avuta. Posso dire una banalità? Mi sa che Meret è un buono guaglione. Sai, quel buono guaglione che vicino a Ospina, che è un colombiano di sfaccimba. Noi la parola sfaccimba l'abbiamo sdoganata sul canale. Parliamo di fazzoletti di sfaccimba quando ci sono i passaggetti
troppo nello stretto dell'area piccola, quindi la parola è sdoganata. È dopo, una parola dopo. Voglio dire, Ospina è patron. Ospina, Gattuso, appena entrato nello spogliatoio si sono capiti subito. E quindi un po' la scelta di Gattuso e un po', come hai detto anche tu, e lo credo anche io, è proprio la fiducia della squadra. La squadra sa con Ospina si sente più tranquilla perché c'è più personalità dietro, e se anche fa un errore si ripiglia, perché Ospina l'ha fatta la papera, no? Ricordiamo quella contro la Lazio, però ha continuato con fiducia a giocare coi piedi senza paura. Nel Milano giocava Donnarumma, non giocava Reina era il migliore con i piedi, quindi non è solamente quello, è una questione di chi sta sul pezzo e chi gestisce e ha la fiducia della propria difesa, probabilmente. Perché attenzione, voglio dire, secondo me dal punto di vista tecnico Meret non ha nulla da invidiare, forse è più forte di Ospina, ed è un peccato, ecco, se non acquisisce questa leadership, perché potremmo perdere un grossissimo portiere. Nonostante sia alto, scende in una velocità, prende dei palloni che veramente... Io quando ti rivedi poi le partite anche della Champions, rividi una reazione alla partita col Salisburgo, fece delle parate, mamma mia, Allan continua a bestemmiare. No, ma Vale, i rigori lo sai, no? Sono quasi sempre, tutti gli allenatori ti dicono che i rigori sbagliati sono sbagliati da chi li ha tirati. Sì. Però il rigore di Dybala, che probabilmente non era imparabile, ma era difficile pararlo. Difficile. Lui ha fatto, ci è andato forte a pararlo, ecco, si è allungato. Deciso, ci è andato a pararlo. Vediamo se i ragazzi hanno, molti sanno cosa ne pensiamo tutti quanti noi di Ospina, così qualcuno che vuole, qual è il rimedio per un buon guaglione? Ragazzi, non lo so, forse, sai, è un ragazzo, Meret è del nord, giusto? Deve uscire con Mertens, deve uscire un po' con Mertens. Esci, fatela con quelli là mentalizzati. Insigne dovrebbe vedersela, prenderla solo sotto braccio e andare un pochino a fare i mercati. Potrebbe essere una cosa in Coppa ai Quartieri. Aspetta, ho sbagliato, un paio di uscite in Coppa ai Quartieri, uscite alte sui quartieri. Il grande il signor Cicco che interviene. Meret introverso, molto simile a Zoff, secondo me crescendo supererà i suoi attuali limiti, speriamo. Luigi è un altro che sta aspettando la tazza, la tazza è partita e le arriverà subito. Vediamo un po'. Ok, io penso che la situazione di Ospina è bella che è stabilita. Bisognerà solo capire se l'anno prossimo restano, perché io non credo che entrambi vogliano fare il secondo dell'altro. Che dici? Lo vendono uno? Guarda, secondo me potrebbero restare, perché comunque Ospina non è giovanissimo. Fare il primo portiere poi credo non l'abbia mai fatto, o meglio, da parecchi anni non è il primo portiere di nessuna squadra. Per me potrebbero andare benissimo in una stessa squadra, fare il secondo dietro Meret. Il problema è l'altro, è Karnesis, che comunque è un portiere che è un buon secondo portiere, quindi Karnesis verrà sicuramente, secondo me, venduto. Si potrebbe pensare di tenere entrambe. Non credo che ora Ospina abbia la voglia di tirarsi la questione con Gattuso. Un po' nessuna ora la voglia di tirare questione con Gattuso per avere il posto da titolare. Quindi io spero che Ospina possa aiutare Meret ad acquisire quella cazzimma che insomma gli manca dal punto di vista caratteriale, perché per me ti ripeto, tecnicamente è superiore. È friulano Meret, sì, ha bisogno di prendere un po' di Cerasielli di Calabria. Sì, però ecco, l'origine, diciamo, può non essere diciamo, determinante. Abbiamo esempi di giocatori del nord che da Napoli sono diventati peggio dei napoletani. Cristian Maggio, Swok, cioè insomma, per tornare... Operazione nostalgia, stai facendo partire. Va bene, quindi chiudiamo questo argomento Meret Ospina, perché non ce ne usciamo, si alternano, e comunque è stato un bene, perché se tu pensi avere un secondo come Meret al momento, considerando Ospina primo, ci ha dato la chance di vincere la Coppa Italia, perché non lo sappiamo se un altro sarebbe stato, insomma, io ringrazio Sarri per la Coppa Italia, perché
sotto sotto lui voleva che la vincessimo noi, con quella scelta dei rigoristi. Per dedicarcela. Sì, decisamente. Noi l'abbiamo dedicata a lui, tranquillamente. Saltiamo la difesa perché l'abbiamo accennata prima mentre stavi ritornando e ti chiedo, a centrocampo per l'anno prossimo che cosa manca? Faccio il fan di De Laurentiis ora. Niente. Ok, niente. Mi spiego meglio. Nei centrali di centrocampo, niente. Mi ha colpito Lobotka. Demme, si è capito, Demme è ordine. È ordine, semplicità e concretezza. Temevo Lobotka. Ho visto che non solo sa fare quello che fa Demme, ma anche qualcosina in più. Ha la capacità di arrivare sotto porta e anche concludere. Demme non fa parte però delle corde di Demme. Estendendo il concetto ora sulle fasce, quindi sugli esterni di centrocampo, ti direi che sono un po' deluso da Politano, ma ero deluso nel momento dell'acquisto perché io conosco Politano, cioè tutti conosciamo Politano, le caratteristiche. Ma Politano già stai andando in attacco, no, non ti allargare. Perché tu dici che non lo possa mettere esterno di centrocampo, perché è lì che puoi imparare a fare quello che fai, capito? Lo metti come terzo di centrocampo. Quindi parli di un adattamento in stile Bernardeschi che sta facendo, che ha fatto Sarri per un periodo quando metteva Bernardeschi mezzala. È l'unico modo per insegnarvi la fase difensiva, la impara. Abbiamo 8 partite per fare questo. La impara e probabilmente lo porti in attacco l'anno prossimo nel 4-3-3 classico con esterno e magari sa fare la fase difensiva, perché così non la imparerà mai. Guarda, può essere un'idea, anche se credo che i compiti sono diversi, cioè i movimenti devono occupare diverse fasi di campo, ovviamente. Però io sono più preoccupato per la fase offensiva di Politano, non quella... Si accentra. Cerca sempre che c'è più densità lì. Lo stesso Insigne, le volte in cui è stato più imprevedibile, quando ha fatto la cosa che non ti aspettavi. Solamente parlando dell'ultima partita, scambiarsi di posto con Mertens, mi ricordo il terzo gol col Salisburgo che veniva dall'altra parte, sulla destra, invece di andare al centro te ne vai con la Lazio e di punta hai segnato, cioè a volte questa variabile che praticamente fa scemunire un pochino i difensori. Ma infatti attenzione, non bisogna demonizzare la tipologia d'azione classica dei giocatori che vanno sulla fascia, poi si accentrano gli esterni e cercano di tirare oppure di inserirsi. Il problema è che questo tipo di gioco lo puoi fare quando c'è un meccanismo di base, come c'era con Sarri, in cui tu ti accentri, passi palla, scappi senza palla in attacco, fai dei movimenti eccetera. Se invece la giocata è la classica, scendi sulla fascia, poi ti accentri per trovare lo spazio per o crossare largo o per tirare, sei prevedibile. In questa fase del gioco di Gattuso, Politano è prevedibilissimo, perché non ci sono trame. Una volta che Politano c'ha palla, non cerca il fraseggio, scende sulla fascia e si accentra. E qui per ora Politano per me è una nota negativa e mi fa tanto male pensare che Callejon non viene, che Mertens, perché ormai è Mertens che comanda, credo che lo sappia, insomma, nello spogliatoio. Sì, non riesce a convincere né Callejon ad accettare l'offerta di Don Aurelio, né tantomeno Aurelio ad accettare la richiesta di biennale di Callejon. Salvatore ci dice Politano non deve imparare a difendere, il suo ruolo è l'ala, non il terzino, e mi pare che allora non va buono. Già, è in attacco che deve darsi da fare. Nel 4-3-3 non puoi permetterti di dire Salvatore, non voglio, io sono aggressivone, ma è un fatto di affetto per il Napoli e per questo sport. Nel 4-3-3 l'attaccante non può pensare soltanto a fare l'attaccante, perché Politano, se volesse fare soltanto l'attaccante, sarebbe in grado di farlo, a mio avviso, perché c'ha le qualità, c'ha un piede sicuramente migliore di Callejon. Nel 4-3-3 l'attaccante deve anche saper fare la fase difensiva, che non significa difendere, fare i movimenti della fase difensiva. Ieri ne ha fatto uno che mi ha fatto godere, per cui dico mi ha fatto dare un punto e mezzo, 2 punti più a Lozano.
non so se ti ricordi la fase finale della partita, Lozano è rinvenuto senza attaccare diciamo, il giocatore del Genoa, è solo rinvenuto stringendolo sulla fascia, e l'esterno del Genoa, non ricordo chi fosse, ha perso palla. E il movimento e la propensione a fare la fase difensiva non è che deve andare a difendere, insomma. Assolutamente, devi occupare le linee di passaggio per non dare libertà di impostazione alla cosa. Puoi anche non affondare, anzi molto spesso non devi affondare, così non ti superano, perché poi l'interdizione non ce l'hai, e quindi è così. Qui si parla di lista della spesa: in difesa Vertonghen, a centrocampo Henderson, in attacco Lucas Moura, e diamo Milik al Tottenham. Mamma. Milik al Tottenham lo possiamo dare anche se non prendiamo questi qua. A quanti soldi? Jacopo, quanto vale? Quanto c'è sul piatto, vogliamo sapere. Nel frattempo ci fanno sapere che il Verona sta dominando. Noi dobbiamo mantenere sempre quello che succede, va bene. Attenzione a questa storia del Verona che domina, perché malauguratamente l'Inter oggi non facesse risultato. Domenica c'è Atalanta o Juventus-Atalanta, non ricordo, Atalanta-Juventus o Juventus-Atalanta, insomma si scontrano. Tanto ormai senza pubblico è la stessa cosa. È la stessa cosa più o meno. Potenzialmente c'è un -6 dell'Atalanta. Potenzialmente. Juventus-Atalanta, sabato. Juventus-Atalanta. Ecco. Sì, c'è questo potenzialmente, anche se credo, lo dicevo prima, penso che cadranno perché statisticamente ne hanno vinte troppe. Quante? Tutte? Diciamo tutte? Ma può essere. Il Liverpool l'ha dimostrato, però il Liverpool. Atalanta, pensi che a un certo punto, pure per sbaglio, no? Una buccia di banana la prendi? Che un palo lo prendi, perché se noi facciamo il record dei pali, possibile che loro ingarrano sempre il 7? Sempre insieme al Manchester, a quanto pare. Tutti Eurogol, roba veramente da non crederci. E poi c'è il mini campionatuccio che stiamo facendo noi col Milan, con la Roma, e il Verona pare che non si vuole staccare. Se vince se lo merita di stare insieme a noi. No, ma il Verona tra l'altro è la squadra che tra tutte quelle che abbiamo affrontato è quella che più mi ha colpito, anche atleticamente. Sapevano cosa fare. Sono quelle squadre che quando una squadra sa cosa fare mi fa più paura rispetto a una squadra che è fornita di tanti campioni, perché sì, è vero, il campione ti può tirare fuori dal cappello la giocata, ma quella è prevedibile, la giocata. Nell'imprevedibilità è prevedibile, cioè tu devi sapere che Ronaldo a un certo punto ti può fare la malattia. Sì. Invece il Verona, tu sai che costantemente ti può creare problemi perché li conosci, quindi insomma il Verona a me ha fatto più paura della Juve quando l'abbiamo affrontato. Ma decisamente. Enrico Terlizzi dice: monetizzare Fabian e Allan, comprare Veretù e valorizzare Elmas, che è fortissimo e a 20 anni. Centrocampo con questi più te mezzinisti e Lobotka, centrocampone. Che dici? Veretù non mi convince. E poi Fabian, ragazzi, Fabian è lo so che tutti quanti ricordiamo di Fabian le palle sanguinose che perde, però dobbiamo anche non dimenticare le grandi percussioni che fa, con grandissima qualità. Sembra che vada a 2 all'ora, lentissimamente, ma alla fine te lo ritrovi sempre a ridosso dell'aria, e quando si fa lo spazio sul sinistro, se non intercettano la palla, lui la piazza sempre in porta in qualche modo. Fabiani è un prospetto, insomma, che andrebbe curato. Al di là del fatto che tutta Europa, a partire dai nostri, nel senso che ho fatto varie dirette anche con youtuber juventini, loro Fabian se lo prenderebbero oggi, lo verrebbero a prendere, lo vorrebbero, perché è un prospetto che pensa quanto ancora crescita e potenziale c'ha. Ricordiamoci l'impatto che Fabian ha avuto subito il primo anno. Noi abbiamo detto: diamo palla a Fabian, stai tranquillo. E quello era un Napoli che era ancora fresco, era un Napoli che funzionava, e quindi funzionava anche lui. È tornato a funzionare quando è arrivato Gattuso e l'ha rimesso in una posizione più logica, ci ha risolto l'Inter, ha fatto ottime prestazioni. Adesso secondo me è questione di tirare un po' il fiato. Sono il primo ad essere
incazzato e me la prendo quando non è veloce a disfarsi del pallone, eccetera eccetera, però io credo che in questo momento tutti i nostri giudizi sono falsati dal fatto che è il 9 luglio e che loro abbiano fatto 2 mesi di vacanza, comunque devi stare a casa, ti devi allenare a casa. Guarda che io penso che lo stress sia arrivato a livelli, loro non hanno lo stress dei soldi, non facciamo paragoni sbagliati, però hanno lo stress di atleti che vivono questa fase della loro vita al 200 per 1000 e praticamente continuano a stare in tensione, non staccano mai la spina, devono andare in vacanza. Non so che ne dici. No, poi oltre a questo tieni presente che poi tu hai praticato il calcio in maniera con risultati migliori dei miei, quindi poi sempre amatoriale, sempre amatoriale. E che una cosa poi allenarsi costantemente a casa, è un'altra cosa stare in campo, giocare. Sì. Questa manca, cioè questi 3 mesi di allenamenti senza poi toccare il campo, insomma non è proprio ottimale come preparazione, ecco. Fabio dice Guagliù Alan lo vuole mezza Europa, sì, ok, capisco il monetizzare, ma è uno dei più forti ce l'abbiamo visti nel nostro campionato. E Fabio, sì, io me lo ricordo, io non ho memoria corta. Alan ci ha salvato molto spesso, si è preso il centrocampo in mano da solo, però è troppo tempo che è venuto meno e non l'abbiamo rivisto a quei livelli, quindi credo sia l'unico a questo momento che tu puoi, perché gli altri sono tutti nel progetto, secondo me. Deme e Lobotka voluti da Gattuso, perfetti finora. Zielinski funziona, Fabian funziona, Elmas secondo me è una grande mezzala che ha delle caratteristiche che non hanno tutti gli altri e ne serve un altro. Alan lo potrebbe fare se si tornasse ai suoi livelli, altrimenti io ho il sogno, parlo sempre di caratteristiche di Milinkovic-Savic, nel senso che prendi uno che ha fisicità e tecnica e se devi lanciare un pallone lui te lo va a prendere, lo prende di testa, lo spizza, seconde palle, vede la porta e diciamo un po' sognando, perché non si fa prendere facilmente un giocatore del genere, però lui mi piace. Io sto vedendo Allan quanto vale su Transfermarkt, aspetta. Che ti dico attualmente per me ne vale un 25-30. De Paul, cioè non ce lo lasciamo scappare. Anche a me piace tantissimo De Paul, però De Paul è un altro che è piccolino in posta. Io volevo, hai capito, mettere un po' di fisicità a centrocampo, però De Paul mi piace tanto. Però non riempie l'aria. De Paul gli devi dare la palla e ti fa l'assist. Non credo che abbia le caratteristiche di Elmas che voglio io. Però reputi che Elmas, cioè che il centrocampo, lasciando stare i centrali di centrocampo, pensi che il Napoli abbia bisogno di altri di rinforzi? Quindi secondo me uno solo a posto di Allan e stiamo a posto. Quindi diciamo che la trattenendo Fabian, Demme, Lobotka, diciamo Allan va via e un quarto. Elmas c'è. Zielinski ed Elmas. Siamo e tanti. Poi e il sesto, vabbè, 3 devono avere tutte le coppe, non lo so dire. Dopo slide. Qualcuno mi ha detto che dopo slide è lento, però, e quindi andiamo anche nella problematica della lentezza. Pure Elmas, pure Fabiano non è un velocista. Ma alle volte la qualità basta. Ok, andiamo avanti. Nel frattempo credo, fammi capire un attimo se il Verona continua tranquillamente a mantenere, però stanno fioccando i cartellini, Di Marco e Gunther. Nel frattempo resistono. Passiamo all'attacco. Solo 2 certezze sono le mie, le certezze quelle che credo siano. Verona in vantaggio. Sì, no, beh, come 2-0? Io non l'avevo sentito. No, noi già stavamo perché attacca la connessione, attacca quell'altro, mi sono persa una cosa importantissima. Quando la segnato? Al secondo. L'ha fatto subito. Adesso devono farne un altro però, perché altrimenti non resistono. Conte, questa è la fine che deve fare.
le mie certezze per l'attacco sono Insigne e Mertens. Insigne, visto il nuovo rendimento e l'abbandono di Raiola, che pare, quindi uno che abbandona Raiola vuol dire che non ha questa voglia di andarsene. E Mertens con il rinnovo appena fatto, le dichiarazioni d'amore sulla Vespa, la veduta e tutte quelle cose qua, quindi si riparte da questi due qua. Dopodiché Younes, Lozano, Politano, Milik, Llorente, mi dimentico qualcuno? Andiamo là. Sto pensando Tutti in bilico. Non ho capito. Sono tutti in bilico questi qua, Younes, Lozano, Politano. Allora, Llorente sarei anche contento perché l'ho sempre reputato una persona, se nonostante il suo passato, che purtroppo macchia la pedina penale, insomma. Spero che vada al Benevento. Si parla di Llorente e mi sembra Younes. E mi farebbe piacere. Younes però non lo darei, non lo venderei, lo darei in prestito perché in Germania aveva fatto belle cose. Ah, mi ero dimenticato una cosa, fermati. Petagna è una scarpa. Dimenticato che il nostro è già sta qua, purtroppo. Però non è una certezza, nel senso è nostro, ma abbiamo la certezza che viene per restare? Petagna? O è un'operazione alla inglese? Ma Petagna è un attaccante, voglio dire, di un'altra categoria rispetto ad Inglese. Lo so, tutti quanti inglese si piace. Mio padre è innamorato di inglesi perché dice che quando passa e parla di inglese non la perde mai. Perché a mio padre piacciono giocatori come Dzeko, però stiamo parlando di un'altra. Dzeko è un classico giocatore, un po' come Lukaku anche, a cui tu scarichi il pallone, non la perde mai e riesce a lanciarti e farti salire innanzitutto tutta la squadra e a lanciarti con precisione gli altri attaccanti. Lui reputa inglese un piccolo, per me piccolissimo, Lukaku, un piccolissimo Dzeko. Petagna secondo me è un bomber, che è un po' diverso. Petagna è uno che fa anche gol se lo metti in condizione di farlo, di andare in porta, e secondo me è una buona riserva, cioè è il sostituto della prima punta che deve essere il Cavani, diciamo così, a cui il Napoli deve puntare. Il Cavani a cui il Napoli deve puntare può essere Milik? No, e non lo dico perché io sono sempre stato sostenitore di Milik però non è il Cavani di turno. La Juve lo cerca, se è vero, secondo me perché ha quell'idea romantica di Mandzukic, a mio avviso, e vuole quel giocatore lì che recupera palla, ma Milik non è nemmeno quel giocatore lì. Milik deve un attimo capire che cosa vuole fare da grande, per questo sto incazzato con questo ragazzo dopo le esternazioni di Gattuso, che ci ha fatto capire tante cose. Ieri sera ne parlavamo io e te. A quanto pare ha in testa altro Milik. Puoi avere in testa tutto quello che vuoi, ma devi dimostrare. A Napoli hai dimostrato che sei capace di far gol, ma sei anche capace di non toccare pallone. Ieri non ha toccato una palla, non sei capace di vincere un contrasto. È un attaccante alto quanto Milik, forte fisicamente quanto Milik, che non riesce a vincere un contrasto. O lo fai apposta. Non ci si può credere che non salta, cioè sei 1,90, non so quanto è alto, e c'ha un salto di pochi centimetri, quindi qualsiasi difensore gli salta in testa. Non difende bene il pallone, non riesce a coprire così, e non l'ho visto proprio con la voglia di aggredire la cosa. Specialmente ieri mi è sembrato proprio che è entrato giusto per. Quindi tu pensi che sia una questione di volontà, non di dote, di capacità tecnica? Perché poi no, la difesa della palla e lo stacco di testa non ce l'ha, non l'ha mai avuto, anche quando era mentalizzato così. E allora sto ragazzo è una seconda punta. Funziona meglio probabilmente perché viene dietro, gli piace scambiare, come nella Polonia tutti quanti lo dicono che può scambiare con Lewandowski. E mo che Lewandowski se ne va, lui passa sempre seconda punta dietro a, come si chiama, l'ex Milan, chi? No, può essere, dipende, però secondo me dipende da quello che farà l'anno prossimo.
perché se la Juve decide di metterla al centro del progetto, ma io non credo. Io credo che Milik potrà più prendersi, che ne so, se ne va alla Roma o al Milan, che hanno bisogno di punte. La Roma deve sostituire Dzeko. Quanti anni vuole ancora puntare su Dzeko? Insomma, Milik seconda punta, una seconda punta al Napoli non serve. Questo è il concetto, questo volevo arrivare a questo. Quindi sì. Milik, per me attualmente questo Milik è sacrificabile. Tra l'altro abbiamo aspettato, e questa è la cosa che mi ha deluso, 2 anni, sia la città, i tifosi che gli sono stati vicino, che la società anche, dobbiamo dirlo, e insomma mi aspettavo anche una reazione diversa da parte del giocatore. Non c'è stata, quindi siamo tutti d'accordo che secondo me sia Milik che noi vogliamo che ci sia questa separazione. Niente, Jacopo insiste con Lucas Moura, mentre il video è convinto che Petagna possa essere un sostituto di Razza, ma sicuramente il dubbio mi viene quando io credo che si riparta comunque da Mertens titolare. Non quello di ieri, non quello di ieri. Non quello di ieri assolutamente. Un Mertens riposato che un anno ancora ad alti livelli se li lo può fare. E credo che lì sia l'equivoco. Se tu parti da Mertens titolare, il sostituto Petagna è molto diverso per caratteristiche, quindi ci può essere un piccolo equivoco tattico se gioca uno, gioca l'altro, cioè se arriva l'infortunio, voglio dire, ti manca poi la soluzione tattica che è un altro gioco. Certo. È un altro gioco completamente. E un altro gioco ancora sarebbe Osimhen, che potrebbe essere un misto tra i due perché è più fisico, però c'ha più di Mertens, però c'ha più velocità e è più dinamico di Petagna, e quindi quello potrebbe rappresentare, perché tutti dicono Cavani, perché è uno di quelli che c'ha la corsa, e Cavani partì dalla destra e diventò il miglior centravanti che abbiamo visto in tanti anni. Ha fatto la stessa storia di Mertens, no Cavani? È lo stesso il famoso paragone che fanno con Eto'o, perché Eto'o prima punta, poi l'abbiamo ritrovato anche terzino nella squadra di Mourinho, perché là ognuno faceva qualsiasi cosa. Però attenzione a puntare sul francese subito, perché ecco, non sappiamo dare l'attacco e tanti soldi ad un incognita, soprattutto che viene dal campionato francese. Io ci andrei un attimo con i piedi di piombo. Ma è una follia, Anto. Cioè, se tu prendi un giovane che paghi 12 milioni, lo metti là ad imparare da Mertens e lo fai fare la seconda, la terza scelta, e quindi fa minutaggio, ma se tu stai comprando uno di 70 milioni deve essere assolutamente. Come fai? Rispetto a Petagna era meglio Lasagna, ma la gatta, non la gatta ma la cagna, e finisce tutto in magna, ma questo potrebbe chiudere il discorso attaccanti, penso, in maniera perfetta, Fabio, e ci ributtiamo su un argomento che secondo me è delicato: la difesa, se va via K2. E quindi la mia domanda per te, Anto, è: secondo te va via? E se ci sono le offerte, il Napoli deve accettarle o rifiutarle, visto che saranno probabilmente inferiori al reale valore di K2? Allora, innanzitutto stavo vedendo anche K2 quanto valeva ora sul mercato, perché la valutazione di 90 milioni che conoscevo, insomma, sembra un po' fuori budget attuale. Sì. Ragazzi, noi siamo arrivati in un punto della storia del calcio in cui, a mio avviso, quando arrivano richieste, offerte cospicue, non puoi più tirarti indietro. Il Napoli l'ha fatto spesso invece, quindi per la legge dei grandi numeri mi devo aspettare che quest'anno, se ci sta l'offerta, possa essere venduto, perché poi non ci sarebbe più l'occasione di vendere. Cioè, Kalidou ha 29 anni, se non erro. Sì, questo è l'anno, secondo me. I difensori forti fino a 32 riescono a giocare, però voglio dire, non è che lo puoi vendere a 31 anni. Se vuoi incassare, fare cassa e venderti Koulibaly, questo è l'anno giusto. Io penso che non vada via. Quel numero che dice sempre Gattuso, l'80% dei giocatori rimarrà, a mio avviso ingloba anche Kalidou, perché fa parte dell'ossatura principale. Poi voglio dire,
noi non abbiamo il vero sostituto di Koulibaly. Tu reputi che Manolas possa fare il Koulibaly della situazione? O forse Maksimovic sta facendo, io non devo ancora interpretare Maksimovic diciamo in una finestra più ampia di partite. Sì. Ma abbiamo un vice Kalidou noi? No, io credo che l'unico vice Kalidou potrebbe essere in futuro Ramani. Vediamo, sì. Perché lo vedo più reattivo. Allora, Manolas, la famosa velocità di Manolas, io l'ho vista sul lungo, nei recuperi, sai, quelli là, la disperata, la scivolata improvvisa, ok. Ma nel breve, Manolas è un omone, anche lui di dimensioni così, ma non è uguale a Koulibaly. Molta gente dice quelli sono tale e quali, ma io contesto fino alla morte. Koulibaly c'ha impostazione, Koulibaly gli dai la palla, si va a prendere la palla dal portiere e imposta a testa alta. Sono pochissimi i difensori che sanno fare questa cosa. Faceva Thuram, lo faceva. Messo via tantissimo. Rividi, lo dissi anche in un altro video, rividi una partita, era Milano-Juventus del 2005-2006, che finì 3-1 con gol di Pirlo su punizione, gol di Seydorf, e poi la Juve fece un gol alla fine con Trezeguet, e lì c'era Thuram, Cannavaro nella Juve, e Thuram io rivedo Koulibaly, cioè eleganza, struttura fisica, discreta corsa e impostazione di gioco. Secondo me non ce ne stanno in filo. No, per questo ti dico che vorrei capire un po' come sono, perché tu parlavi di coppie. A questo punto ci sarebbe Manolas, Koulibaly, se nessuno partisse in difesa, Rachmani, e poi Maksimovic. I 4 sarebbero questi. Sì, e infatti se va via probabilmente ne devi prendere un altro, perché non è che poi punti su Ruperto. No, assolutamente. O su Tonelli, non so se torna ancora Tonelli, ogni tanto torna. Ogni tanto il cavallo di ritorno Tonelli, ogni tanto si fa il giretto che si fa la preparazione con noi e poi lo smistiamo. Esatto. A Castel di Sangro quest'anno, ragazzi, la preparazione, questa è pure una bella novità. Ci saranno molti più tifosi, immaginiamo. Tutti quelli che tengono la casa a Roccaraso. Hai capito? Angioletto sicuramente va. Io spero, guarda, nel momento in cui, questa è una cosa privata, ma comunque lo dico, nel momento in cui mi cominciano a ritornare le serate qui in America, che riaprono un pochino le venues, i locali, allora io posso considerare di fare un passaggino in Italia, salutare un po' gli amici e mamma è il momento, e papà, e poi ritorno, così dico guarda, c'ho da lavorare, perché altrimenti così non mi posso muovere al momento. Però se poi torno e ci andiamo a Castel di Sangro, c'è ancora qualche partita da vedere, non lo so. Però vabbè, dipende, se stiamo senti qua, come attaccante dobbiamo prendere Allan. Scritto così anche. Vabbè, scherzo, dai, sono nomi iscrivibili per me. Io non so nemmeno come si pronunci il francese, infatti lo chiamo il francese, non ho idea, non perché lo sa ancora nessuno. No, perché poi partono che si estrapolano la parte in cui dico qualche cosa strana, su YouTube, su WhatsApp, magari. È veramente l'attaccante che negli ultimi anni mi ha colpito, negli ultimi 3 anni, ha colpito un po' tutti, insomma. Grande Dortmund che l'ha soffiato a grandissimi team, non so come abbia fatto. Ma l'hanno accettato una clausola di rescissoria bassa, delle commissioni per gli agenti scandalose, tipo 20 milioni sull'unghia, capito? Giusto per il passaggio, e una clausola che mi pare sta intorno ai 70-80 milioni, che è bassa per il valore che poi ha già e avrà. Quindi lui ha deciso, mi faccio, capito, 1 anno o 2 massimo nel Borussia, che è una squadra dignitosa, seconda squadra tedesca, e poi scelgo io dove fare cassa, facendo risparmiare alla squadra che se lo prenderà tanti soldi, perché con clausola rescissoria bassa lui potrà poi puntare su un ingaggio esagerato. Bucchinarissimo come cosa. Dovevi accettare questa cosa, e Borussia di averlo. Tanto la loro politica è quella, loro sfruttano
quelli forti e poi li vendono. Sì, infatti tra un paio d'anni sarà venduto al Bayern sicuramente, che la succursale ormai è diventata il Dortmund. Può essere, mamma mia, il Bayern stesso in patria. Ok, io pensavo più, hai capito? Infatti fanno sempre con Lewandowski, Nuovo questa è la Suarez, storia, perché prima o poi Suarez pure dovrà andare, però. Comunque attenzione, ecco, a comprarci Osimhen, come si chiama, perché voglio dire, abbiamo l'esempio di Pepe, che non è che stia facendo, che abbia fatto chissà che in Inghilterra, quindi calmi con questi attaccanti francesi. Qua stanno, ritornando alla difesa, qua ci stanno proponendo Romagnoli come acquisto in caso di rinuncia a K2. Oddio, però è un po'... è un buon giocatore, ma pensare che possa sostituire K2, insomma, facciamo rivoltare un po' Napoli. Attenzione anche alla piazza, che Così. non ci stressate tanto. Romagnoli è forte, secondo me, è un giocatore alla Acerbi. Una cosa che a suo favore è che è mancino, se non sbaglio, e ce ne sono pochi mancini, e comunque si prende la responsabilità, ha fatto il capitano al Milan, quindi è cresciuto anche a livello di personalità. Non sarebbe male, ma credo che il Milan non se ne possa privare, a meno che questo Ragnarok, la nuova proprietà, la nuova gestione del Milan poi faccia delle evoluzioni. Questo è tutto da vedere, e dovremmo chiedere ai tifosi tedeschi del Milan per capirne di più. Ma io penso che comunque il profilo giusto, eventualmente dovesse partire K2, sarebbe un profilo di alto spessore. Ecco, stiamo togliendo davvero poi dalla difesa, a detta di molti, il miglior difensore del mondo, e quindi si può dire tranquillamente. Va bene, allora Cold, siamo penso verso agli scoccioli, perché credo che un'ora poi chi se lo rivede più. Voi state ancora seguendo, il Verona continua, penso che siamo a fine primo tempo. Sì. E io mi voglio anche andare a vedere questo finale, perché magari a cardiopalla, e quindi ci vogliamo vedere questa cosa. La domanda di Golden Falcon è: come sarà il Napoli contro il Milan? E qui io invito gli amici che sono collegati, possono dire la loro tranquillamente, però questi commenti live non resteranno sotto al video che poi sarà pubblicato, quindi io non posso fare il giochino che dico chi ha indovinato la formazione. Quindi se state vedendo questo video dopo, in differita, e la volete lasciare un commento sulla probabile formazione di Napoli-Milan, di Milan-Napoli, lasciatelo nel commento e scrivete formazione Milan, così io poi lo trovo e lo lasciamo così. Chiedo ad Antonio la sua formazione, la formazione che crede o che si auspica. L'hai chiesto a me perché c'è stato un attimo di vuoto. Sì, la chiedo a te. Io ho la formazione tipo che sono tradizionalista, quindi metto Ospina a porta per far contenti i difensori. Squalifiche ne abbiamo a difesa che non ricordo. Se non ci sono squalifiche, non credo. Non ci sono squalifiche. K2 centrale, e voglio vederlo con Manolas. Voglio vedere finalmente i due centrali come ci siamo sognati tutti quanti all'inizio della stagione. Manolas, K2. Esterni, Di Lorenzo deve recuperare, quindi lo voglio far giocare perché Di Lorenzo mi sta deludendo un po'. Di Lorenzo, sì. E dall'altra parte chi voglio mettere? Io vorrei vedere Gulam, però deve stare bene, se no Gulam, io lo dico Gulam perché Gulam, noi abbiamo tantissimi calci d'angolo. Non avete notato che il Napoli ha problemi a calciare l'angolo in porta, o troppo bassi o troppo corti? Gulam è l'unico della squadra che sa calciare alla grande, insieme a Politano, immagino, credo. Sì, Politano pure li crossa bene. I calci d'angolo. Gulam è fenomenale, rifattesi, alti, antipatici per i portieri. Antipatici per il difensore, perché se la prende la può mettere nella sua porta. Tiriamo buono sti calci d'angolo, quindi Gulam promosso, okay. Dem centrocampo, José Maria da una parte, Insigne dall'altra, centrocampo, José Maria, sì, sto già in attacco, Zielinski, Dem e Zielinski, ce lo mettiamo alla.
con Demme. È un gioco della vita. Va bene. E quindi poi in attacco Milik, centrale. Milik barra Llorente, perché non capisco. No, Llorente sei fortunato, quindi Milik, Callejon, Insigne. Ok, allora io credo che la posso mettere. Questa è la formazione di Antor. Ospina di Lorenzo, K2, Manolas, Gulam, Zielinski, Demme, Allan, probabilmente al contrario, con Allan a destra e a Certo. sinistra. Ho sbagliato io. Callejon, Milik, Insigne. Guarda, è una formazione sulla carta come caratteristiche bellissima. C'è tutto, c'è la difesa titolare. Non ti piace Demme Allan, io lo so, non ti piace Demme Allan. No, attenzione, Allan, se non è Allan è Elmas, ti spiego, cioè non vorrei vedere Zielinski Fabian in questa partita qua perché il Milan è troppo in forma e ci potrebbe far girare a vuoto. Voglio Demme con Elmas o Allan se sta bene. Cioè io voglio soltanto Zielinski libero dalla diciamo con un po' più di libertà, capito? Esatto. Demme Allan lo occupa. Io ho questa fissazione di occupare l'area, cioè uno delle due mezze ali che deve entrare per dare una mano alla prima punta, altrimenti non c'era niente. Serve uno che ti aiuta là. Allan lo fa, non ha le caratteristiche ma è diligente nel farlo, l'abbiamo visto. E Callejon, Milik, Insigne significa che Callejon sul filo del fuorigioco ti fa male, Milik se vuole farlo lo può fare e Insigne sta bene. Quindi come formazione è logica. Si potrebbe addirittura, volendo proprio, anche ipotizzare un Lobotka mezzala vicino a Demme, potrebbe essere una soluzione. anziché Allan. Anziché Allan, perché comunque un play loro lo andranno a marcare e quindi te ne serve un altro che si viene a pigliare la palla e la spista. Lo può fare. Però lui ha paura per il secondo tempo, nel caso in cui si stancano entrambe. Esatto. Non avresti come coprire i due ruoli, però potresti fare entrare poi Allan dopo, insomma si può fare. Il City vuole prendere Koulibaly, attenzione, Koulibaly, Varane. Varane. Siamo fuori dallo scudetto secondo me, ma se l'Inter dovesse perdere contro il Verona ci sarebbe ancora speranza per la Champions. Attenzione, qua si parla di speranze di classifica che io non avevo nemmeno. Già l'ho letta questa cosa ieri, che tutti quanti dicono ma perché puntare sull'Atalanta? Puntiamo sull'Inter. Ma c'ha più punti ancora. Ragazzi, vinciamo, con calma, vinciamole. Tanto dobbiamo prepararci per Napoli e per Barcellona-Napoli. Ti do anche le sostituzioni. Siccome ieri mi avete stuzzicato sull'utilizzo di Lozano, io dicevo a destra, ma ho sentito anche dei giornalisti napoletani oggi su Kiss Kiss che mi dicevano che in Messico giocava, come dicevi anche tu, a sinistra. Mettiamola a sinistra nella ripresa. Sì. Quindi come vice Insigne, per intenderci. Ok. Quindi sostituzione, Lozano dall'altra parte e a destra centrale Milik, cioè Mertens al posto di Milik. Basta, in Callejon lo voglio mantenere per tutta la partita. Callejon non lo toglierei mai. È un amuleto. Ok, quindi fammele aggiornare con le sostituzioni. Mettiamo Lozano al posto di Insigne, Mertens al posto di Milik, quindi centrale Mertens, centrocampo con la sostituzione che mi dicevi, Demme, no, Allan Lobotka, perché Demme sta più in forma. Ok. E ce ne ho altre due che ci devo pensare. Sicuramente entrerà Younes al posto poi di no, se gioca Lozano Younes non sostituisce Insigne, E a quel punto entra al posto di Callejon e Lozano si sposta a destra un attimo. o mette Politano, però non difende nessuno e non si può rischiare col Milan di mettere Politano, perché sta Politano non lo metterei io. Però l'ha fatto già una volta, non mi ricordo se era l'Inter a una delle ultime partite di Gattuso, dove io in una reazione grido Maronna mi ha sostituito Callejon con Politano deve fare lo stesso lavoro, e lo fece. Secondo me Politano sostituisce Zielinski e segna, ecco. Ok, l'ha detto, ok, benissimo. Quindi lo mettiamo in maiuscolo, vediamo un attimo che cosa è successo. Nel secondo tempo questo succede e bravissimo. Qualcosa magari in più, perché poi vedremo. Sempre che non si fa male Ospina e quindi dobbiamo mettere Merenza. Vabbè, lì vince sicuro. Lì
libertà di toccarvi, nessuno vi vede, fate una toccatina. K2 marca Ibra? Ah, loro, mamma mia. Allora, ne parlavamo ieri anche in privato. Ibra è un personaggio. Ibra è un omone che oramai è anche statico, nel senso... È un personaggio della Marvel ormai. Sì, è un supereroe. È anche uno di quei supereroi con personalità, non è uno dei supereroi classici, è uno dei supereroi che ti fa pariare. Cioè, Tony Stark è quello che dici io sono il migliore e lo so e te lo dico pure. E si diverte anche a dimostrartelo. È veramente meraviglioso. Io quando si parlava portiamo Ibra a Napoli, non funzionerebbe probabilmente a livello tattico perché a noi tutti si devono muovere eccetera eccetera. Però che sfizio sarebbe stato vederlo con la maglietta azzurra. E immagina bastava un gol, vedere lui così al immagina l'ammutinamento, abuscavano tutti con Ibra. O la comandava lui l'ammutinamento. Certo, può essere anche questo. Che si prendeva Edo e diceva tu zitto. Bravo. No, ma Ibra è la classica persona che andava a parlare col presidente e risolveva. Diceva presidente, ma che stanno facendo? Può essere. Presidente. Forza Napoli sempre. Ragazzi, io veramente sono contento, siete assai, quindi non riesco a leggervi tutti. C'è Stefano Scrocco che sta impazzendo, però spero che tu stia bene. Vincenzo, Enrico, Marco, Fabio, Gennaro, siete veramente tantissimi. Bravo, sì, giocava a sinistra, sì, Gennaro, sì. Sì. Gennaro è forte, Gennaro segue tutto e tutti. E lasciamo con questa formazione, no, togliamola perché non si può mai sapere, e facciamo un saluto e un ringraziamento a Rantox Cicco che ci ha deliziato, perché parlare di calcio con lui è sempre una bella roba. Grazie a te. E la prossima volta io inviterò Angioletto, quindi invito tutti a seguire, a te anche. Ci siamo visti una partita, questa la devo dire prima di salutarci. Sì. Che cos'era? L'ultima partita del girone della nostra prima Champions, stavamo a New York, Napoli, Villarreal. Ricordo Villarreal Napoli. Segno Hiller. Il gol di Hiller, indimenticabile. Vennero a bussarci dal condominio a New York, aveva fatto un macello, un casino. La bandiera del Napoli fumare in un palazzo che non si poteva fumare. Vabbè, ci sono delle cose che non si possono ripetere e sono contento che abbiamo fatto perché restano nella storia. E quindi sì, nella prossima vediamo magari di inglobare Angioletto, magari la facciamo a 3. Angioletto è quello che, oltre a capire di calcio, è uno di quelli che ancora gioca, ancora fatto in semi-professionisti, insomma, quindi capisce di più le dinamiche di campo di quanto ne possiamo capire noi, perché è uno che sa che cosa significa avere a che fare con un allenatore, avere a che fare con i compagni, ed è importante perché noi parliamo, ma poi alla fine sta vinto. Un abbraccione a tutti voi da New York, Valerio Più del tutto, lasciate un like, lasciate l'iscrizione, penso che voi siete quanti iscritti, ho visto ben ci venga, non ci posso credere, che bellezza. Baci grandi, saluti dalla Germania, Antonio, Angela, Fabio, Francesco, Amonra, Alessio, Salvatore, eccetera eccetera, siete bellissimi. Bacio a tutti, vediamo il Verona che fa. Ciao, buonanotte. Ciao.